Marco. E allora eccoci rientrati in studio per cercare, come dire, di capire che cosa fare e come farlo per il Parco Colli Ugani e per i cinghiali. Prima abbiamo sentito il presidente del Veneto, Luca Zaia, che ipotizzava la peste suina. Ecco, allora abbiamo posto il quesito al professor Maurizio Ramanzini. Abbiamo cercato di capire se il cinghiale può essere portatore di malattie, che tipo di problemi può dare. Sentiamo. Questa domanda dovrebbero rispondere i miei colleghi veterinari della Società Italiana di Ecopatologia della Fauna Selvatica, però quello che io le posso dire è che ci possono essere trasmissioni di malattie fra il cinghiale e il maiale domestico se i due sono tutti e due allo stato brado e quindi se si possono incontrare, cosa che dalle nostre parti è sicuramente praticamente inesistente. Inoltre nelle nostre aree non ci sono alcune delle malattie più gravi da questo punto di vista, quindi il rischio è comunque molto basso. Per l'uomo il rischio è altrettanto molto basso, l'importante è che la carne sia cotta. Beh, la peste suina in questo momento non esiste in Italia e quindi il cinghiale non ce l'ha. Ecco, abbiamo visto anche due piccoli cinghiali che giocavano, quello disteso a terra non era morto, ma era vivo, ma stavano giocando. Visti così sono anche degli animali simpatici, no? Allora, abbiamo sentito Ramanzini che dice la peste suina non è un problema, non c'è, ce ne sono stati forse qualche caso in Sardegna, mi ha detto fuori lontano dai microfoni, ma comunque insomma i controlli sono molto, molto attenti, molto severi e soprattutto è importante cuocere bene la carne, del resto come quella del maiale. Abbiamo capito anche che qui la caccia non è la soluzione. Cosa dice? O lei è ancora dell'avviso che... Io sono convinto che i cacciatori possono essere un aiuto fondamentale nel risolvere il problema. La caccia io nutro dubbi, perché la caccia non è stata affrontata questa sera. La caccia cinghiale è una caccia particolare. La caccia cinghiale si fa con pallottole che hanno gittate abbastanza lunghe, si parla di 1 chilometro di tiro effettivo, tiro morto, molto di più, e con la tropizzazione che esiste nei colli, secondo me io avrei qualche paura. Bisogna essere bravi, Ma considerando che tutti i cacciatori sono bravissimi, sono tutti dei cecchini, prendono tutti in mezzo all'occhio, io ho qualche paura, basta che una pallottola venga deviata, abbiamo casa ogni 200 metri, quindi una mia preoccupazione su questo aspetto c'è. Dico che in zone sicure e certo, come diceva prima, in zone limitate, l'ausilio dei cacciatori che costano, ripeto, non mi stancherò mai, costano zero. Circondare la zona, secondo me sono... Allora, abbiamo un nostro telespettatore che è in linea. Buonasera, il signor Franco, lei chiama da dove? Io chiamo dalla provincia di Padova. Prego. Buongiorno, ho 75 anni e vado a caccia da 53. Ah, quindi lei è un cacciatore? Sì, un cacciatore, mi si passi il termine, un cacciatore ecologista, rispettoso della natura, ammazzo una lepre e 2 fagiani giusto per gourmandise e poi mi godo anche la natura. Vorrei dare il mio contributo. Ho sentito e ho assistito allibito a una discussione surreale. Io garantisco nella maniera più assoluta che in maniera oculata e seria, e parlando anche con gli agricoltori che io conosco dei Colli Ugani, tra l'altro l'altra sera andando in un ristorante dei Colli Ugani, un cinghiale da 70-80 kg mi è balzato giù da un muretto davanti alla macchina e solo perché sono stato a porto non ho subito dei danni. E allora un uso dei fucili e della caccia, garantisco per mia conoscenza che nel giro di 2 anni e mezzo, 3,
non si ridurrebbero, sparirebbero i cinghiali, perché nel caso di specie si spara ai piccoli, si spara a tutti quelli che capitano a tiro per una funzione ben logica e precisa, ridurre quasi a zero questi maiali, perché una femmeuccia, sono anche stato allevatore di maiali, quando pesa 40 kg va ingravidata dal maschio e dopo 120 giorni se ne spona anche 10, signori cari, perché queste specie sono specie resistenti e non è la marremana che ne produceva e ne portava a vita 4 o 5, queste ne avevano 10. Una femminuccia prima della fine della stagione, nata a gennaio, rimane incinta e produce anche quella una volta, oltre alla madre che produce 2 volte. E che la regione non sia in grado di stabilire finalmente l'uso dei cacciatori accorti, intelligenti, bravi, nonostante i fucili a palla, gli agricoltori sarebbero contenti, stare a casa un giorno per concedere spazio libero a questa caccia non selettiva, eliminativa, e si risolve il problema. C'è poco da stare qui a discutere con gente che non è competente e che di caccia e di animali non ne sanno niente. Ma mi sembra giusto, professore, che la Regione ancora ad oggi non abbia trovato una soluzione di intervento con questi animali. Grazie. Perché io vado da solo nei colli, in una settimana e a caso ne ammazzo 30. Grazie al signor Franco. Abbiamo anche il signor Francesco in attesa. Buonasera signor Francesco, lei chiama da dove? Buonasera, chiamo da Torreglia. Allora è cittadino interessato. In casa nostra non possiamo seminare niente sui campi perché ci devastano tutto. Noi dovremmo portare indietro tutte le cartelle delle tasse ai comuni e quando sulla mia terra posso produrre, dopo pagato le tasse, quello che voglio, allora pago le tasse, ma non così. Fanno presto alla regione, tagliano sulla sanità e investono sul parco Colli. Ci sono i sorveglianti con i cannocchiali sui monti che guardano i contadini se prendono un cinghiale, se mettono una gabbia, qualcosa. Quello fanno perché loro li prendono di notte e dopo si vede che li portano dove sanno loro, non lo so. Noi siamo prigionieri in casa nostra. Ha ragione. Benissimo, grazie. Non ci sono parole, uno che ha un po' di terra, qualcosa, non si può produrre niente, mi sono dovuto recintare tutta la casa con la rete elettrosaldata, quella da getto da muratori, perché la rete normale te la sfondano. Il sistema ha funzionato? Funziona sì, ma lei ci pensi tagliare l'erba a tenere un po' pulito attorno a casa quando ha tutta questa recinzione? Certo, invece per quanto riguarda... Siamo in casa nostra, dovremmo tutti gli abitanti dei comuni, del parco, a portare indietro le cartelle delle tasse ai comuni. Scusi, posso una domanda? Quando posso essere padrone di casa mia, allora pago le tasse. Signor Francesco, c'è il consigliere Valdegamberi che vuole farle una domanda. Buonasera. Stia attento, signore. Faccio una domanda. Signore? Sì. Scusi, stia attento. Con i politici si ubriacano col bicchiere vuoto. Scusi, faccio una domanda invece. Noi abbiamo fatto una legge quest'autunno dove si può, se lei che comune si trova? Torreglia. Ecco, se il sindaco del suo paese vuole, può togliere il parco dal suo comune. Questo lo sa lei. E quindi si toglie il problema del cinghiale. Lo sa questo? No, non ci sono fondi. No, scusi, non è questione di fondi. Se il sindaco mi segua. C'è una legge che dice che i sindaci dei colli devono decidere se tenere il parco oppure no.
Lei cosa pensa? È d'accordo o no? Ma a me il parco sta anche bene. Il problema... Ma se c'è il parco sta bene cinghiale. Lasciamo parlare Si Francesco. sente male però. Sì. Si sente male. Ecco, ma comunque a lei quindi sta bene che resti il parco naturale dei Coniugani, però vorrebbe risolvere il problema dei cinghiali, chiaramente. È un flagello? Dovuto il parco. Un flagello, grazie. Grazie signor Francesco. Grazie signor Francesco. Abbiamo avuto due voci diverse, il cacciatore e il signor Franco che ha detto lasciamo entrare in azione le doppiette, anzi no, in questo caso qua sono fucili diversi dai fucili veri e propri. Il signor Francesco che dice è un flagello, non si riesce più a vivere. No, ma hanno ragione, ma il problema è che la contraddizione è che il flagello deriva dal fatto che c'è una legge che proibisce la caccia lì dentro, se non la caccia di selezione, che sappiamo che è insufficiente, costosa, costa al pubblico, e quindi la soluzione del flagello è o si cambia la legge nazionale oppure si permette e quindi permettendo la caccia all'interno del parco, in questa situazione qua, la caccia di tutti i cacciatori, non solo quella di selezione, oppure si toglie il parco. Questo non ci sono terze vie. Questo è il problema, e noi abbiamo fatto una proposta in regione e abbiamo detto: cari sindaci, provato con la finanziaria quest'anno, noi vi diamo la possibilità di rideterminare i perimetri del parco, quindi ridefinire il parco, perché a voi diamo la palla da giocare, decidete voi, volete tenerlo così com'è, volete ridefinire il confine del parco, ridefinendo il confine del parco, scusami, cosa vuol dire? Vuol dire che dove non è più parco puoi cacciare, quindi elimini il cinghiale, faccio l'equazione perché si capisca, ora sta in mano la regia sta ha messo in sovraimpressione la cartina del parco dei Coniugani, ma volevo coinvolgere il sindaco Callegaro perché ci sono gli incontri, no? State discutendo con la regione in proposito a questo, sì. A che punto si è? Ieri abbiamo avuto un incontro con l'assessore Corazzari che ha recepito in questi giorni le proposte fatte dai comuni e fatte salvo Vo e Teolo, che hanno chiesto una leggera riduzione del parco, ma non tanto per permettere la caccia, ma per inserire in questa zona non vincolata le aree urbanizzate praticamente, per avere un controllo diretto. Gli altri sindaci, bene o male, a parte poi Galzignano che aveva presentato una zona contigua a macchia di leopardo all'interno del territorio, che gli è stata negata dalla regione perché la regione si giustifica che l'area contigua deve essere ai bordi del parco, non in mezzo, questo non spetta a me dire se sia lecito oppure no. Gli altri 12 comuni hanno addirittura, qualcuno ha aumentato la superficie del parco. Quindi riconoscendo la validità di quell'istituzione. Quello che preoccupava comunque dell'aspetto della proposta Berlatto, al di là della caccia che, come ho detto prima, qualche paura sulla tecnica di caccia al cinghiale in un parco fortemente antropizzato, quello che preoccupava è che queste zone contigue poi non sono più zone a parco e di conseguenza la competenza poi va ai comuni, a ogni rispettivo comune. E quindi mancherebbe quella visione unitaria di un territorio. Abbiamo la cartina anche di come si sarebbe trasformato il parco dei Coniugani se fosse passata la proposta, eccolo qua, no? Quindi vedete le aree protette, diciamo, sarebbero state solo le aree in verde più scuro. Che si configuravano con i cocuzzi dei monti praticamente. E quindi tutta l'area circostante, che dovrebbe anche essere di salvaguardia a un territorio, veniva a mancare. Come diceva anche prima il dottor Antonini, il parco è un valore aggiunto per questo territorio, le aziende agricole hanno giovato del parco in qualche maniera, è un valore aggiunto che dà anche un prodotto di eccellenza, dovremmo ancora più valorizzarlo. Così com'è il parco neanche a me sta bene, perché il parco va snellito, va riformato, soprattutto anche io dico che i sindaci dovrebbero fare un passo indietro e lasciare spazio magari a qualche persona che ne capisce un po' di più, a qualche figura manageriale che ha una visione strategica del territorio. Deve avere una visione proprio lungimirante di valorizzazione, certo, di portare a casa contributi, certo, anche a livello europeo per la valorizzazione del mondo agricolo,
magari anche qualche contributo per abbattere i cinghiali. Certo, ma allarghiamo un attimo la discussione e vediamo adesso, anzi ascoltiamo l'assessore all'agricoltura e alla caccia della Regione Veneto, Giuseppe Pan, che ci parla non solo del problema dei cinghiali, ma anche di quello dei lupi, delle nutrie, di cui abbiamo parlato prima. Ascoltiamo cosa ci dice. Eravamo abituati a avere magari nel passato degli ambienti poco antropizzati e dove la presenza di certi animali non manifestavano certi questi numeri di oggi. Adesso con l'arrivo delle nutrie abbiamo fatto una legge apposita dove naturalmente questo animale può essere abbattuto tutto l'anno e adesso con i cinghiali stiamo facendo anche un piano di selezione regionale e per altri tipi di animali vi ricordo i danni che fanno i cormorani, per dirti nelle valli di pesca, oppure la presenza di tanti altri animali che arrivano dall'estero e che magari hanno una popolazione molto prima poco, ma poi diventano la presenza talmente grande che diventa difficile il controllo, quindi noi dobbiamo agire e abbiamo poche strumentazioni se non renderli cacciabili da una parte, dall'altra parte magari selezionarli con le tecniche che sono possibili, ad esempio per i cinghiali la pasturazione e la presenza di queste gabbie in cui vengono presi e poi selezionati è essenziale. Ricordo che nel Parco Colli noi abbiamo prelevato quest'anno 1167 cinghiali, che non è poco, non è un numero da poco, quindi bisogna continuare però a questo prelievo, perché è chiaro che non avendo certi animali competitori naturali, l'unica maniera è che l'uomo, che praticamente è diventato all'apice della catena, chiamiamola così, deve selezionare questi animali perché non provocano danni sia all'agricoltura da una parte ma anche per gli stessi cittadini o per la popolazione. Ecco, l'assessore Panno non è poi entrato nel merito della questione dei chiamiamoli grandi predatori carnivori della fascia prealpina e alpina del Veneto, e non solo del Veneto, perché in questi ultimi anni i problemi, oltre a quelli dei cinghiali, appunto, si sono aggiunti anche quelli degli orsi, dei branchi di lupi e dei lupi, in particolare in Lessinia, dove diciamo così c'è stato il primo branco, insomma è stato il focolaio, però adesso i lupi sono presenti anche sull'altopiano di Asiago e anche in altre zone. Anche qua partiamo da Antonini, la zootecnia di montagna e la presenza di questi grandi predatori. Com'è possibile? È possibile convivere? Ci ritroviamo sempre con i recinti elettrificati? Qual è la situazione, Antonino? Beh, la situazione è un po' variegata, in cui ovviamente nel Veneto abbiamo oggi il problema dei lupi, ma abbiamo anche il problema degli orsi per quanto riguarda il bellunese. La zootecnia ha sempre vissuto in maniera abbastanza, voglio dire, precaria questa situazione. La zootecnia di montagna oggi soffre di altri problemi che sono legati proprio all'economicità dell'economia di montagna e purtroppo oggi in montagna ci sono sempre meno aziende che fanno reddito e quindi non fanno più un'agricoltura specifica, e quindi a questo punto è un elemento di grossa difficoltà che oggi si sta creando nella nostra montagna, insomma, perché poi, come dicevo, nel momento in cui va via un'azienda agricola, va via un territorio, va via una parte di quell'ambiente che l'azienda agricola e che gli agricoltori riescono ad avere. Oggi il problema dei lupi e il problema dell'orso, ma soprattutto i lupi in Lessinia, è un problema uguale a quello dei cinghiali sostanzialmente, quindi abbiamo la necessità anche in quel caso di contenimento e soprattutto chi li vuole ovviamente si deve anche pagare e risarcire i danni che questi stanno provocando. Professor Casen, allora la presenza di questi vengono chiamati grandi carnivori, predatori, una volta c'erano, poi sono scomparsi, ci si è abituati senza, adesso per migrazioni, perché ad esempio gli orsi vanno e vengono dalla Slovenia o qualcuno li ha portati come i cinghiali sui colli Ugani, adesso si ripresenta il problema. Possono essere un'attrazione turistica da un lato, però chiaramente ci sono i danni, in questo caso all'agricoltura, però anche il cercatore di funghi in Trentino Alto Adige che si è trovato a quattro occhi con l'orso, insomma, è finito in ospedale. No, è simpatico. Allora, io sinceramente sto dalla parte dei lupi,
Però bisogna vedere se è al centro di Padova c'è un branco di lupi, mi dispiace, ma non sono dalla parte dei lupi. Ci vuole un po' di criterio. Cioè, in certe zone il lupo non ci può stare, basta, è finito. Li prendiamo, li narcotizziamo, li portiamo in Slovenia, è finito. Cioè, non possiamo star lì e allora siamo buonisti, populisti, vediamo i poveri lupi e dobbiamo salvarli, eccetera. Cioè, io sto dalla parte dei lupi, ma nel posto giusto e nel luogo giusto. Se questo mette in crisi l'economia della montagna, che è già gravemente in crisi, mi dispiace per il lupo, lo prendiamo, troviamo un sistema per catturarlo, non sono in questo momento tanti da dover creare un pandemonio. Li carichiamo su un camion, li portiamo in Slovenia, in Croazia, ci sono le soluzioni, ma attenzione, bisogna che la politica si cominci a gestire questi fenomeni, ma in tempi rapidi. Discussioni chilometriche sulla questione dei lupi non si fanno, si risolvono e soprattutto si aiuta l'agricoltura, la pastorizia e tutto quello che sono gli allevamenti di montagna a poter sopravvivere a una crisi che è sempre più importante. Noi abbiamo la concorrenza da parte di carni che arrivano dalla Scozia, carni che arrivano da Sud America, carni che arrivano da altri posti, che costano molto meno e che questo naturalmente crea dei problemi all'economia dell'agricoltura e della pastorizia italiana. Teniamo presente che i nostri sono capi controllati e sono buoni, non sempre quello che arriva in Italia è controllato ed è buono, per cui tra uno e l'altro io starei molto attento. Ma De Gamberi, allora so che per lei la Lessinia è un punto... il problema con i lupi, vivendo nel territorio dove il lupo ormai ci viene dietro casa e dove la mattina, perché la Lessinia è un altopiano che praticamente è una zona che per fortuna c'è ancora un'agricoltura, l'allevamento molto presente. Dati qualche anno fa, il 40% di tutti gli animali allevati in montagna in tutto il Veneto sono allevati in Lessinia, vuol dire che il Veronese non fa neanche la metà della Lessinia come capi allevati in montagna. E dove c'è la tradizione dell'alpeggio da tempi ancora dalla preistoria e dove è una manca dopo l'altra, cioè non c'è una boscaglia, una foresta così disabitata dove possono scorazzare le belve feroci come vogliono, c'è un allevamento, una stalla, una malga e attorno a questa montagna ci sono dei centri abitati con i bambini che la mattina si alzano alle 6, prendono l'autobus e magari c'è il lupo lì a 10 metri di distanza che con la neve che scende giù vicino, cose fatte realmente accaduti questi. Quindi è facile parlare da una comoda città, esprimere giudizi, ma ha il diritto anche il lupo di vivere. Il lupo abbatte ogni anno, sbrana decine e decine di capi che sono al pascolo in questa montagna, è praticamente una stalla all'anno che sparisce dalla Lessinia come numero di capi, sono 70-80 capi che spariscono. E quando parliamo di capi di che cosa parliamo? Parliamo di bovini, ovini, pecore. Quindi tra l'altro si dice dovete recintare, ma già adesso è difficile l'alpeggio perché diventa, già fare l'alpeggio rischia di andare fuori mercato, cioè è già difficile di per sé mantenere l'alpeggio. Se cominciamo a recintare, cosa recintiamo? Tutta la montagna. Cosa farebbe lei per i lupi? Allora, i lupi, a questo punto, se si vogliono tenere i lupi, stabiliamo almeno quantomeno un punto di equilibrio. Cioè la mia proposta è molto semplice e ho cercato anche di spiegare ai colleghi perché è inutile, perché si sta parlando di fare la regione che qua ha soldi pubblici, tanto abbiamo speso con piano milioni di euro per fare un piano Wolf-Alp, anche lì che è andato in studi e non studi e consulenze, abbiamo tutti i soloni che scrivono, che ci spiegano come funziona, come non funziona, eccetera, tanta gente che ci mangia sull'ambiente che alla fine l'ambiente lo stanno distruggendo, perché alla fine la gente ha paura di andare a passeggiare, qualcuno dice ma dovete tutelare i greggi con i maremmani. Guarda che i maremmani, se vai vicino a un maremmano e ti vai a passeggiare a raccogliere i funghi, passi vicino a un maremmano e lì c'è il gregge, rischia di sbrana a te, e questo non andiamo a pure. Quindi veramente la soluzione migliore è trovare un punto di equilibrio. Teniamo un branco di lupi, è uno,
e il resto prendiamoli, come ha detto il professore, portiamoli altrove, se proprio vogliamo stabiliamo che abbiamo 10, 15, 20 capi abbattuti, pazienza, pagheremo quelli, ma non possiamo fare in modo che il faccia da padrone la Lessinia, che da una terra coltivata con allevamenti diventa una landa deserta in pochi anni, con scorribande di lupi da una parte e dall'altra, strade abbandonate, pascoli abbandonati, maghe abbandonate. Se questo è l'obiettivo andiamo avanti così e arriveremo lì. Per me ambiente, tutelare l'ambiente, ecco perché c'è questa avversione al parco, perché il parco viene visto solo vincolo e viene visto quello che mi importa questi animali qui, quindi se il parco diventa nemico dell'uomo non è più parco. Quindi la natura è fatta anche con l'uomo, è fatta di un giusto equilibrio, quindi devi permettere, il primo operatore ambientale nella natura è l'agricoltore, è l'allevatore, perché lì è quello che pulisce la strada, che mi sistema che mi tiene il muretto in ordine, è quello che mi pulisce la pozza per l'abbeverage del bestiame, è quello che mi porta, che mantiene anche con la presenza, anche il paesaggio, anche l'estetica stessa della montagna. Se vedi le vacche al pascolo nella montagna viva, se non diventa una montagna di sterpaglie, certo, di lo sfaccio dei prati. Vuol dire, allora non possiamo fare di tutto perché sparisca dalla montagna l'agricoltore. Ecco, oggi il parco deve essere un elemento aggiuntivo che valorizza la presenza, quindi dobbiamo veramente rivedere l'impostazione ideologica, non è contro il parco, ma contro una concezione di parco che è sbagliata. Quindi in questo caso qui allora è d'accordo con Antonini, io ho fatto l'assessore ai parchi, quindi so di cosa parlo e quindi il tema lo conosco bene. So quanto oggi il parco possa diventare un veicolo nell'immaginario collettivo anche di marketing territoriale, sono d'accordissimo, però oggi il parco, come i parchi italiani, nascono da una posizione ideologica dovrebbero avere un'impostazione diversa. Stiamo facendo adesso una nuova legge sui parchi nel Veneto, dove cercheremo di rendere un parco più funzionale alla conservazione ma anche allo sviluppo del territorio e non conservazione pura, perché conservazione pura significa non conservare, uccidere il territorio, e questa è una nuova impostazione che stiamo dando come regione. Antonini cosa dice? Valdegamberi alla fine è arrivato al punto, è una proposta che sembrava, mi sembra che capisco la difficoltà che oggi la Regione ha nell'affrontare la questione. Penso però che in questo momento la sta affrontando nella condivisione intanto col territorio, e questo penso che sia un elemento importante. Penso che questa condivisione ci deve essere anche nel decreto della 143, che è quella di discussione oggi in giunta regionale per la rivisitazione dei parchi. La condivisione col territorio, la rivisitazione dei parchi, perché non siano elementi, come è già stato detto, elementi di vincolo, ma elementi di sopravvivenza, ma soprattutto elementi di valutazione importante per quanto riguarda gli agricoltori e l'agricoltura nel territorio, penso che sia un elemento importante. Ecco, l'altro elemento che è importante anche dire che, soprattutto per quanto riguarda il Parco dei Colli, è la questione relativa al biodistretto, cioè il biodistretto potrebbe essere un'opportunità per le aziende agricole. Sempre più si sta parlando di agricoltura biologica, penso che ci sia la mentalità giusta anche degli agricoltori di quel territorio di fare agricoltura biologica. Penso che il biodistretto sia un altro elemento importante che va a valorizzare il lavoro che sta facendo gli agricoltori, ma soprattutto anche il valore importante che ha un parco. Allora dobbiamo fermarci per l'ultimo break pubblicitario, andiamo via 2 minuti, dopo torniamo e anche qui torniamo ad ascoltare le parole del professor Maurizio Ramanzini, che ci racconta dei branchi di lupi anche in Piemonte, con il quale si convive pacificamente. Non tanto pacificamente, io prima di